Nuovo appuntamento con Brescia in tavola. Beh, oggi non vi diciamo dove ci troviamo, dovreste intuirlo vedendo insomma i monumenti alle nostre spalle. Però siamo in compagnia del signor Roberto. Roberto, lei è bresciano, signor Roberto? No, abito vicino a Pavia. Vicino a Pavia, ecco, quindi oggi a Brescia per quale motivo? Per visitarla un po', stare un po' a Brescia, poi andiamo in Franciacorta ad assaggiare un po' di vino e poi torniamo a casa. Bello, che impressione ha avuto della nostra città, signor Roberto? Bella, molto bella, sì. Ci fa piacere. Lei, signor Roberto, è in età lavorativa, in pensione? Sono in pensione da 10 anni. Conosce la cultura gastronomica bresciana? O ci sono dei piatti che conosce? Qualcosina, non molto. So che ci sono i casoncelli bresciani, poi le alici seccate mi pare che siano. E delle sue zone ci sono dei piatti che predilige, che preferisce? Nelle mie zone tutti, Piemonte e Lombardia, siamo molto vicini, quindi è un buon gustaio. I piatti sono buonissimi. Sa anche cucinare o c'è chi cucina per lei? No, mia moglie cucina di più, io mi arrangio così quando non ha tempo lei. Vabbè, allora signor Roberto, guardi, prima di lasciarla facciamo questo giochino. Oggi in puntata, tra poco, parleremo dei ravioli di Breno. Breno è una località in Valle Camonica, insomma, le nostre montagne di casa. E io ora le dico una serie di ingredienti e lei mi dice se, secondo lei, questi ingredienti sono presenti in questa ricetta oppure no, ok? Allora, la ricetta come si chiama? I ravioli di Breno, ravioli, insomma, un primo piatto. Allora, farina bianca, sì o no? Sì. Ovvio. Uova? Certo. Sì. Semolino? No. No, bravo Roberto. Erbette cotte? Penso di sì. Sì, giusto. Salame? Sì. Sì. Fate il salame buono. Poi pomodori secchi? Non credo. Esatto. Non ci sono mortadella? Può essere la mortadella. La mortadella c'è. Manzo bollito? Può essere. Sì, pure oh, ma le sta azzeccando tutte, signor Roberto. Baccalà? Baccalà no. Baccalà no. Arrosto di maiale? Se non è nel sugo non c'è, credo. Sì, l'arrosto di maiale c'è. Noci? Non credo. Macinato di vitello? Può essere. No, non c'è. Formaggio grattugiato? Quello sì. Peperoni? No, non credo. Bravo. Pane grattugiato? Può essere. Burro? Certo. Bravissimo, io direi non li ho contati, ma ne abbiamo indovinate molte. Sì, è stato davvero bravo. Va bene, allora la salutiamo, la ringraziamo, buona escursione, buona vacanzina qui e buona Franciacorta tra poco con i vini, mi raccomando. Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Di nuovo qui un nuovo appuntamento con Brescia in tavola, il vostro programma di Teletutto. Guardala, ci lanciamo, facciamo le cose grosse. Vabbè, dai, ce la suoniamo e ce la cantiamo per conto nostro. Ma tutto da soli facciamo. Ma vi vogliamo bene perché sappiamo che siete in tanti a seguirci e questo davvero ci fa piacere. Va bene, allora il Juinotti, il signore che abbiamo beccato, fermato, Roberto, lì in Piazza del Foro con alle spalle il Tempio Capitolino, non so, vuoi esprimere la tua opinione, come se l'è cavata? È stato bravissimo. Vabbè, effettivamente con uno spettacolo così dietro alle spalle, vabbè, ma se sta alle spalle chi se lo vede lo spettacolo? Niente, io ho guardato anche l'atmosfera, l'armonia che si viene a creare, la suggestione. Va bene, con lui abbiamo giocato e scherzato un po' con gli ingredienti, ma oggi vi raccontiamo appunto i ravioli di Breno. I ravioli di Breno, che sono proprio una ricetta tipica di quella zona. Esatto. Come sempre vi chiediamo umiltà, perdono, attenzione se per caso non dovessimo dire tutte le cose regolari e ad opera d'arte di tutta la provincia è enorme e vasta, noi siamo della città, insomma raccontiamo quello che possiamo sapere da curiosi, non da esperti, così no, assolutamente. Diciamo sempre, siamo curiosi così ci mettiamo le mani avanti. Esatto. Si tratta di ravioli di dimensioni relativamente grandi questi, con pasta abbastanza spessa, quindi non troppo sottile. Il ripieno è ricco e combina ingredienti salati e dolci, perché effettivamente avete visto anche nel
nostro vedi? gioco di prima li vedete anche inquadrati qui nella nostra cucina. Si va dalla carne alle erbe cotte, ma anche gli amaretti, e quindi ci sarà un po' da divertirsi in questo Buono, senso. buono. Ci sono carni come il bollito, pane grattugiato, parmigiano, aglio, noce moscata, vengono tradizionalmente serviti con burro fuso aromatizzato, addirittura con salvia e cipolla, e scorza di formaggio locale, spesso accompagnati da polenta, quindi un bel piatto unico, si potrebbe dire, perché è un primo piatto, ma un primo piatto bello sostanzioso, quindi direi. sicuramente gratificherà il palato e anche lo stomaco. Va bene, adesso vediamo gli ingredienti corretti, quindi insomma quelli che poi possiamo desumere dal gioco che abbiamo poco fa svolto. Oh, c'è di tutto, anzi non li abbiamo neanche esposti tutti perché qualcosa ve lo lasciamo immaginare, ma li conoscete. Allora, dovremo preparare prima la sfoglia. Certo, perché noi Esattamente. facciamo tutto in casa. Quindi avremo bisogno di farina, uova, sale, e prepareremo la nostra sfoglia come siamo abituati a fare. Beh, io non sono abituato, la compro già fatta, Federica, quindi... No, assolutamente, no, Facciamo dovremo tutto. farla noi. Vabbè, poi c'è il ripieno. Poi avremo il ripieno, che è la parte più laboriosa, della ricetta, e ci serviranno delle erbette cotte ben strizzate, mi raccomando, perché l'acqua non è amica della ricetta. No. Avremo del salame, della mortadella, senti che profumo, Sì. della mortadella, della carne di manzo bollita. Poi avremo anche bisogno di arrosto di maiale. Pure, quindi Sì. manzo e Potrebbe maiale. sembrare strano, sì, ma è una commistione che ci può stare. Poi le noci anche. Poi avremo, sì, esatto, Per delle il noci, ripieno, del stiamo parlando del formaggio ripieno. grattugiato, sì, sempre per il ripieno. Formaggio grattugiato tipo grana, parmigiano, quello che abbiamo, degli amaretti. Pure, vedi? Sì. Dolce e salato che dicevamo prima. Dell'uva sultanina. Sì, facoltativa, chi la vuole, si può mettere, insomma, ecco. Sì, poi io non amo particolarmente l'uva sultanina, quindi evita però l'altro. insomma è facoltativo. Avremo le uova, dell'aglio, del prezzemolo, che ci sta sempre Sì. bene alla fine delle nostre ricette, del pane grattugiato, del sale, del pepe e della noce moscata. Beh, E insomma. chiaramente del burro. Passiamo al procedimento dei nostri ravioli. It's the bre. Esattamente, dovremo fare la pasta prima, la sfoglia. Quindi sei sicura che la prepariamo noi? La facciamo in casa pure la pasta sfoglia? Certo, con la farina, le Tutto uova noi. e certo ed il sale. Faremo la nostra pasta, la amalgameremo bene finché la renderemo ben elastica. Ok. Quindi la faremo riposare una mezz'oretta. Nel frattempo triteremo tutti i nostri ingredienti, a parte le uova ed il formaggio. Li triteremo veramente molto bene, anche 2 volte li faremo Che passare. sarà l'impasto del Del ripieno, esattamente. Una volta tritati li aggiungeremo le uova e il nostro formaggio e il ripieno sarà pronto. Sarà pronto, e anche quello un attimino sta buono. Anche la nostra pasta a questo punto sarà ben riposata. Esatto, quindi Noi mentre la pasta riposa, stenderemo. Federica, voce bassa, Molto lasciala in pace. bassa, E in giro ci sarà piano. per caso, usate pepe. Esatto. Se devi litigare con tuo marito, Basta. non farlo in quel momento mentre la Basta. pasta riposa, Sì. mi raccomando. Ok? Altrimenti poi si sveglia magari un po' arrabbiata e non rende più bene il Posso? lavoro. Prego. Si stende la pasta. Stenderemo la nostra pasta non troppo sottile, perché sono piuttosto grezzi i nostri ravioli. Una volta stesa prenderemo uno stampo rotondo da un diametro di 10-12 cm Un bel circa. bicchierotto. Sì, anche un bicchiere. Faremo i nostri cerchi. Esatto. Sì. I Ok. nostri cerchi, Vedi? e all'interno metteremo una noce del nostro impasto, del nostro ripieno. Vedete, ecco così. Poi dovremo spennellare con del uovo e latte, sì, un pochino di giusto latte, per sigillare, per sigillare, per sigillare ed evitare che fuoriesca il nostro l'impasto ripieno. Li copriremo. Yes. Schiacceremo per bene in maniera tale da sigillare Ecco, molto così, bene vedete, il nostro ecco, bene, raviolo. mi raccomando. I nostri ravioli sono Pronti per la cottura. Per la cottura. E poi per la cottura, acqua, sale, bollire. Solite cose. Pochetto non stanno molto in pentola i ravioloni, no? No, anche perché sono pasta fresca, quindi Pasta fresca. leggermente, qualche minuto proprio devono sbollentare. E poi burro e formaggio. Faremo il nostro
il nostro burro versato classico. Esatto, sì. E il formaggio a piacere. Esattamente. I Caiz de Bre, i ravioli di Breno, amici brenesi, siamo stati bravini, una sufficienza ce la portiamo a casa, è sempre pericoloso. Molto chiedere pericoloso. queste cose, ma vi vogliamo bene, speriamo che anche voi ci abbiate perdonato se abbiamo detto di inesattezze, ma queste, oh ragazzi miei, però non scherziamo, sono proprio ricette della tradizione della cucina bresciana, documentate da mani esperte. Va bene, allora oggi vi abbiamo portati in Valle Camonica e domani in un altro appuntamento vedremo un'altra nuova ricetta. Alla prossima, grazie, ciao. Ma che bontà, piace al sindaco e al sagrestà, tu caso un sei e tutto il resto, e gos de via, tutto a posto.